Eccoci qui, siamo nel mezzo del nulla. Allora, ci troviamo a pochi chilometri da Unifai, un paesino in provincia di Nuoro. Stavo seguendo le indicazioni per trovare questa tomba dei giganti. Adesso lì c'è il cartello e andremo a vedere di cosa si tratta. Allora, qui ci sono delle capre, come vedete. Non voglio disturbare, io qui sono a casa loro. Aspettiamo che vadano via. Allora, non so esattamente dove si trovino queste tombe dei giganti. Tranquillo qui e aspetto che vadano via, perché l'ultima cosa che voglio oggi è quello di essere caricato da una capra. Ci sono quelle che hanno delle belle corna, aspettiamo che vadano via. Guardate, un posto assolutamente aspro e desolato. Allora, tomba dei giganti Cuttinas. Siamo nella piana di Cuttinas, zona di confine tra il granito e la colata basaltica. Allora, devo trovare questo, vediamo un po'. Sentiero. Il sentiero. Allora, diciamo che il territorio è abbastanza vasto e quindi chiesa campestre Santo Giovanni Stranzo, San Giovanni lo Straniero. 4, vediamo un po'. Quindi dovrebbe essere là dietro. Il posto è molto agreste, come diciamo noi, molto impervio. Io non so di cosa si cibano queste capre, ma io vedo solo arbusti secchi e pietre. Ecco, lì c'è una capra che mi sta già guardando. Scusami, non ti voglio disturbare.
qui in alto per vedere se abbiamo una visuale ottimale. Fantastico. Allora lì vedo qualcosa, quindi avviciniamoci da quella parte. Andiamo. Guardate ragazzi. Allora, come vedete qui c'è questo corridoio, diciamo, dove all'ingresso sono poste queste due pietre più grandi e qui due semicerchi, 1 e 2, che convergono a questo ingresso, diciamo. Allora, qui ci sono millenni di storia, Io purtroppo posso solo documentare con le immagini. La mia capacità di informarvi è molto limitata, però vi invito a cercare in internet di cosa stiamo parlando. C'è il nuraghe. Non so dove si trova. Ora andiamo a visitare quel sito lassù.
macchina in avvicinamento, la prima che vedo da un paio d'ore. Ragazzi, a me piace esplorare, stare in questi posti pazzeschi. Luoghi selvaggi in assoluto. C'è un po' di caldo, ma ancora è presto, sono le 10 del mattino, quindi la temperatura non è ancora così alta, è perfettamente sopportabile. Qui abbiamo altre costruzioni, o quello che ne rimane.